Roger De Menech è in corsa per la poltrona di sottosegretario all'ambiente nel neonato esecutivo guidato da Matteo Renzi. Neppure il tempo di archiviare la lista dei ministri che si è subito scatenato il toto sottosegretari e tra i papabili, dopo che il Veneto è rimasto letteralmente a bocca asciutta per le più alte cariche, ci sarebbe proprio il neo segretario regionale del Partito Democratico, parlamentare di prima nomina, già sindaco di Ponte nelle Alpi. Per la provincia di Belluno sarebbe la terza volta. In precedenza hanno ricoperto incarichi governativi Paolo De Paoli e Gianclaudio Bressa. Ieri il deputato, ospite dei nostri studi, ha commentato il progetto del neo premier per la terra veneta in ordine alla semplificazione in materia di lavoro, sostegno al ceto medio e superamento dei vincoli burocratici. Questi temi sono i temi centrali anche per mettere nelle condizioni lo straordinario mondo dell'impresa veneta di riprendere. La mano che deve dare la politica a questo mondo dell'impresa è esattamente quella di liberarli da tutti i lacci, lacciuoli che la politica in questi anni ha messo, sia a livello regionale che a livello statale. Cautela invece fra le categorie che martedì scorso hanno protestato a Roma. L'aspettativa delle imprese, come dimostra la manifestazione dello scorso martedì, è molto alta e necessitano di risposte immediate. Feroce la critica dell'opposizione, in testa il Movimento 5 Stelle. Questo governo Renzi non permetterà di poter dare spazio, dare una maggior valorizzazione a quelle aree come la nostra, un'area di montagna, che sono forse distanti da quello che è il pensiero di un accentratore come Renzi. Toccherà proprio ad Incà martedì prossimo parlare a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle durante il dibattito per la fiducia al governo. Crediamo che Matteo Renzi non rappresenti la novità di questo Paese, ma rappresenta semplicemente l'ennesimo uomo forte dietro cui si nascondono poteri che hanno portato alla crisi economica di questo Paese e che non rappresentano un futuro. Taglienti anche le considerazioni di un ex parlamentare, Gino Sperandio. Io credo che il problema sia che ormai di fronte alla crisi politica del Paese si tenti di ripristinare un nuovo Ducetto che oggi si chiama Renzi, ma che non rappresenti nessuna istanza di rappresentazione dei problemi che ha il Paese.